Ciao ciao bambini, anche oggi una storia per voi. Buon ascolto. In una notte nera. È notte. Pietro cammina nella foresta. È molto piccolo e ha paura. All'improvviso che cos'è? Pietro si ferma, trova svelto un albero cavo e ci si nasconde dentro. Un lupo. Pietro trema. Il lupo accende un grande falò. Non devo assolutamente muovermi. Non devo assolutamente muovermi. Poi a un tratto sente... Il lupo sussulta e Pietro si copre gli occhi. Quando li riapre, una tigre è seduta sul tronco. Pietro ha i brividi. Che paura che fa questa tigre. Che paura. Ma di colpo la tigre scappa, ma un terzo animale si avvicina. Un coccodrillo. A Pietro tremano le gambe e si rannicchia nel buco. Poi sente qualcosa contro la schiena. Cerca a tentoni. È la maniglia di una porta? Pietro la apre ed entra. Una scala. Dove sono capitato? La scala conduce a una piccola cucina. Pietro si siede e beve la cioccolata che trova sul tavolo. È buonissima. Poi a un tratto sobbalza. Di fronte a lui si apre una porta. Oh, un coniglio. Oh, un bambino! Che cosa ci fai qui? Oh, ci sono degli animali feroci nel bosco e mi sono nascosto e ho trovato casa tua. E ora che cosa vuoi fare? Voglio tornare a casa, ma ho tanta paura. Ti accompagno io. Indossa un grande mantello, prende una valigia e sale la scala. Arrivato in cima, il coniglio estrae dalla valigia una maschera e se la infila. Dopodiché monta sulle spalle di Pietro. Sotto il mantello Pietro trema. Apri la porta, abbassa la testa ed esci. Pietro gira piano la maniglia. Possiamo andare. Vai sempre dritto e ruggisci come un leone. Bravo, bravo, così, così. Adesso gira a sinistra per di là. Bravo, 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 bravo. Così, così, così. Dai, dai, dai. Dai. Ecco, è casa mia, è casa mia. E comincia a correre, a correre, a correre. Apre la porta, entra e la richiude subito. Ah, finalmente. Eh sì, sani e salvi. Ho una fame adesso. Anche io. Chi è? Apriteci, per favore. C'è un mostro nel bosco. Un momento, dice il coniglio. Buongiorno, dice Pietro il mostro aprendo la porta. Aiuto!
la tigre e il coccodrillo e scappano correndo a tutta velocità. Scompaiono nel bosco. Oh, hai visto? Adesso però ho proprio tantissima fame. Anche io. Il coniglio riempì subito 2 tazze di cioccolato, una per lui e una per Pietro. Alla salute, mostro!